È l'aspetto più drammatico di un'epidemia che al momento ha già provocato circa 5.000 decessi nel solo Veneto. Si tratta dell'aumento della mortalità rispetto a quella che era la media dei 3 anni precedenti l'arrivo del coronavirus. Abbiamo visto che gli ultimi 15 giorni di marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati quelli peggiori per quanto riguarda questo tipo di esito, con un eccesso di mortalità compreso fra più il 38-39% rispetto ai dati dello stesso periodo valutati nei 3 anni precedenti. Nel mese di novembre, nei primi 15 giorni di novembre abbiamo un più 33%, 32% e la seconda metà di novembre 44%. Nel dettaglio, nel periodo marzo-aprile, il maggiore aumento di decessi rispetto alle medie degli anni precedenti si è registrato nell'ULSS Scaligera, più 42%, e nell'ULSS Pedemontana, più 33%. I maggiori aumenti a novembre sono stati ancora nell'ULSS Scaligera, più 59%, Berica, più 57% e Dolomiti, più 51%. Viceversa, l'incidenza minore, sia in primavera che in autunno, si è registrata nelle ULSS Polesana e del Veneto orientale. Lì le condizioni di rischio legate alla mortalità sono l'appartenenza al sesso maschile e poi l'età superiore ai 70 anni, concentrandosi soprattutto sopra i 75 anni e sopra gli 80 anni. In quest'ultimo periodo l'incidenza del contagio, vale a dire il più alto numero di positivi, si concentra in una fascia d'età tra i 25 e i 64 anni. Siamo noi dell'età media che contraiamo l'infezione e probabilmente la portiamo agli anziani che poi vanno incontro ai ricoveri e vanno incontro a morte. Il servizio epidemiologico regionale ha anche registrato un aumento di decessi senza una diagnosi precisa di Covid per chi soffre di patologie croniche, in particolare diabete e patologie respiratorie e circolatorie.